Buongiorno, ci troviamo in via San Vito, una delle vie più trafficate di Varese. Siamo venuti a verificare la situazione per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali. Come potete vedere, e in tutto ce ne sono circa una decina, le strisce pedonali sono quasi del tutto cancellate, ma sono stati installati alcuni segnalatori luminosi perché appunto di notte si possano vedere bene gli attraversamenti. La situazione però è un po' questa: di giorno i pedoni e le auto viaggiano a velocità comunque molto sostenuta e raramente gli automobilisti guardano in alto dove appunto ci sono i cartelli, che naturalmente di giorno sono spenti. Quindi diventa veramente pericoloso per i pedoni attraversare, situazione che non si propone per fortuna invece nel periodo notturno. Sono 8 gli attraversamenti che hanno questo problema, mentre in fondo vicino al supermercato, dove qualche anno fa era avvenuto un duplice incidente mortale, per fortuna è stato installato un attraversamento con l'aiuola spartitraffico salvapedoni. Il problema è anche collegato all'asfalto, che sicuramente va rifatto, quindi prima di rifare l'asfalto groviera, di rifare le strisce pedonali, andrà rifatto l'asfalto in questo tratto.